Ciao, prima di passare alla realizzazione della ricetta di oggi ti voglio invitare a vedere il video che ho pubblicato ieri, dove annuncio la data della live ed inoltre ti propongo un simpatico indovinello a cui ti esorto di rispondere. Vediamo ora come preparare le crocchette di patate con mozzarella e prosciutto al forno. Pello le patate e le cuocio in acqua bollente per 15-20 minuti, le scolo e le verso all'interno del frullatore con l'uovo, il prosciutto, il prezzemolo, le spezie ed il parmigiano grattugiato che in questo caso ho dimenticato. Frullo fino ad ottenere un composto omogeneo, a questo punto inserisco anche la mozzarella e frullo leggermente. Formo le crocchette versando sulla farina di mais 2 cucchiai di composto, lavoro con le mani fino a creare delle crocchette che distribuisco su una teglia rivestita di carta forno ed irroro con un filo d'olio. Cuocio nel forno preriscaldato a 180 gradi per 20-25 minuti. Personalmente adoro le crocchette e queste fidati non hanno nulla da invidiare a quelle fritte. Tempo fa ho anche preparato quelle con i peperoni, ti lascio il link qui in alto nelle schede, se vuoi dagli un'occhiata.